Bentrovati al telegiornale scientifico. Leonardo, giornata della Terra dedicata al cambiamento climatico. Lo viviamo tutti, ma c'è un settore in particolare che lo sconta più di altri, è l'agricoltura. Potrebbe invece avere un ruolo strategico proprio per contenere gli effetti di climi estremi. Bisogna però passare dalla sola tutela ambientale al concetto di intensificazione sostenibile e per farlo serve tanta scienza. Elena Cestino. Investire nel nostro pianeta, slogan della Giornata della Terra 2022, si può declinare in molti modi, cominciando proprio dalla terra sotto i nostri piedi, il suolo che consumiamo e cementifichiamo e che invece potrebbe fare la differenza anche nel gestire gli effetti del cambiamento climatico. L'agricoltura è il settore che prima di tutti subisce gli impatti negativi del cambiamento climatico, perché per sua struttura, diciamo, il principale fattore della produzione in agricoltura è proprio il clima. Negli ultimi 20 anni in Italia abbiamo perso 2,5 milioni di ettari di superficie coltivata, colture permanenti come viti e ulivi, ma anche terreni arabili e pascoli. Strade e capannoni hanno sostituito molte delle aree agricole, altre sono state semplicemente abbandonate. Negli ultimi decenni è stata fatta una scelta legata a motivazioni di mercato, di concentrare la produzione delle principali commodities che fanno parte, che sono la base della nostra catena agroalimentare, in pochi paesi dove costava meno produrre. Gli effetti si misurano quotidianamente, soprattutto quando l'equilibrio internazionale è incerto come ora. Come si potrebbe invertire la rotta? Distribuire meglio e diversificare le fonti di produzione e quindi anche in Europa non parlare solamente di tutela ambientale, che è fondamentale, ma parlare meglio forse di intensificazione sostenibile, cioè aumento della produzione in modo sostenibile. Implica una maggiore conoscenza scientifica a supporto delle scelte, anche di politica agraria. E in Italia quali sono le priorità? Bisogna smettere di consumare suolo, soprattutto suoli fertili, per attività che non siano agricole. Bisogna recuperare suoli contaminati e ne abbiamo purtroppo tanti. L'agricoltura come presidio del territorio. Noi abbiamo un paese che ha fortissimo rischio idrogeologico e con l'estremizzazione del clima, siccità e alluvioni, ogni estate abbiamo problemi di incendi, ogni autunno abbiamo problemi di alluvioni. Ma la cura del territorio richiede programmazione. Deve essere affidata ad attività produttive che offrono alla società dei servizi ecosistemici di prevenzione di disastri naturali e quindi l'agricoltura montana, su cui occorre un piano strategico nazionale. Tra poco a Roma, nell'Auditorium della Musica, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella darà il via alle celebrazioni dei 100 anni dei Parchi Nazionali d'Abruzzo, Lazio.